Buon pomeriggio, eccoci ritornati qua a Villanova di San Giorgio di Nogaro per le gare regionali di canoa e partiremo con le 28 gare del pomeriggio dopo che la mattina se ne sono svolte 80. Le gare avranno inizio adesso alle 2:30 con un K4 200 metri senior maschile, gara 81, e termineranno alle ore 16:12 l'ultima gara, il Cadetti B C1 femminile. Perché questo qua, guarda, va e non va, per quello. Ah, è vero. No, parlavo, eravamo online. Buon pomeriggio. Ecco, adesso sì, no? Buon pomeriggio anche a tutti i visitatori supporters per questa seconda parte di gara qua a San Giorgio di Nogaro, campo canoa di Villanova. Come già accennato prima, per le 28 gare del pomeriggio partiremo con la gara 81, quindi un K4 200 metri senior maschile. Per questa gara abbiamo due formazioni a contendersi il titolo regionale, che sono la Canoa San Giorgio in corsia 4 e il circolo marino militare, se non dico sbagliato, giusto? Marina mercantile Nazario Sauro, con gli atleti Antoniolli Teo, Falconer Gabriele, Verde Daniele e Pieri Alex, mentre per la Canoa San Giorgio abbiamo Franco Davide, Xodo Simone e Zanutta Nicola. Avranno abbassato dentro. Eccoci, buon pomeriggio con le gare, le 28 gare del pomeriggio. È appena partita la gara 81, un K4 senior maschile per il campionato regionale. Bellissima gara molto veloce, con la compagine di San Giorgio di Nogaro che va a vincere questa gara con gli atleti Franco Davide, Xodo Simone, Zanutta Nicola e Rossi Giacomo. Seconda posizione per il circolo Nazario Sauro, composto da Antoniolli Teo, Falconer Gabriele, Verde Daniele e Pieri Alex. Bravi ragazzi. Sì. Ora in partenza abbiamo la gara 82, C1 senior maschile, con tutti gli atleti sangiorgini. Dalla corsia 3 alla corsia 6 abbiamo Baldo Stefano, Ghenda Federico, Dri Gabriele e Del Pin Stefano. Tu non c'è, io dopo ti lascio il posto alle 3:15, 3:20, che devo andare via. 20 minuti. Ma
Pronti i senior maschili della gara C1, gara 82, partiti. Tre quarti di gara con Del Pin Stefano che sembra gareggiarla con Baldo Stefano, e arrivano e la spuntata Baldo Stefano. Bravo Stefano, vincitore di questa gara su Del Pin Stefano. A seguire Driegenda in questa seconda gara del pomeriggio, aiutati anche dal tempo che si mantiene soleggiato e abbastanza fresco. Quale? Era abbastanza fresco. No, fresco nel senso di non umido. Ah, ok. No, le cialdon. Partita l'83esima gara al K2 senior femminile, con 3 imbarcazioni in gara. In corsia 4 Stabile Lara e Pieri Legna del Circolo Nazario Sauro. In corsia 5 Fanin Desiree e Zanon Elisa della Canoa San Giorgio. In corsia 6 Indiano Martina e Stagni Stefania sempre del Circolo Nazario Sauro. Purtroppo le ragazze di casa si sono staccate, il team di Nazario Sauro si gioca internamente questo oro che va a finire al photo finish. Bravissime ragazze, gara combattuta. Terze le padrone di casa, bravissime anche loro, quindi sicuramente la medaglia di bronzo per Fanin Desiree, Zanon Elisa, e per il primo posto, visto che erano appaiate sul traguardo, aspetteremo come sempre fiduciosi i photo finish dei giudici di gara. Ricordiamo anche che qua da San Giorgio siamo in diretta streaming e quindi potete vedere le gare come lo sono in diretta senza avere dei ritardi sui risultati ed essere aggiornati in tempo reale. Ora gara 84 alle 14:39, hanno fatto le batterie stamattina. Abbiamo il K1 junior maschile. In gara ci sono dalle corsie 1 alle corsia 9 rispettivamente Guarnaccia Dario, Vittor Matteo, Ferligoi Luca della Canottieri Timavo, Zanutta Federico della Canoa San Giorgio, Engel Davide della Nazario Sauro come Oro Giovanni. Per la Canottieri Timavo in settima e ottava corsia abbiamo Mattiello Samuele e Minen Mattias, e alla fine sempre del circolo Nazario Sauro abbiamo Zugna Enrico Maria. Partiti per questa finale junior K1. Sembra di vedere l'impegno massimale degli atleti in gara, come è giusto che sia in una finale. Siamo a metà gara e il numero 4 alla punta davanti a tutti, se non vediamo male. Esattamente lui, e va a vincere questa gara Zanutta Federico, seguito, se non andiamo errati, da Vittorio Matteo, ma anche qua
aspetteremo l'ordine finale redatto dai giudici per non sbagliare l'arrivo e dare false notizie agli atleti che hanno appena terminato la gara, magari facendo pensare a qualcuno di aver ottenuto un risultato migliore o peggiore di quello che si aspettava. In diretta stamattina abbiamo potuto constatare che più di 1000 persone ci hanno guardato, quindi non possiamo fare altro che ringraziare tutta manna del cielo. Più gente ci segue, più sponsor ci pagano. Adesso siamo pronti con la gara numero 85, un C2 junior maschile. Due le formazioni che si contenderanno questo campionato regionale della qui ospitante associazione Canoa San Giorgio, in corsia 4 Alloggio Lorenzo con Mauro Cristian, in corsia 5 Cristin Simone con Zacchetta Alessio. Sono già partiti, bravissimi, personalmente lo ritengo questo veramente uno sport molto faticoso. Siamo a metà gara e l'imbarcazione di Simone Alessio, di Cristin Zanchetta, sta viaggiando verso la vittoria. Non è facile tenere, mi dicono, nella retta via in questo sport di imbarcazione. Se si perde un attimo l'equilibrio o il tempismo col compagno, bisogna voltare, fermarsi, rimettersi di ripartire. Bravissimi Cristian Simone, Zanchetta Alessio, campioni regionali qua oggi a San Giorgio in questa splendida giornata di sport. Che riunisce anche sicuramente i genitori di questi giovani atleti per anche dei momenti conviviali, come deve essere, come qua a San Giorgio abbiamo visto succedere spesso. Per la gara delle 14:45, la gara 86, un K2 Master D maschile, in corsia 5, Scrazzolo Mauro e Medeo Federico della Canoa San Giorgio gareggeranno in solitaria. E quindi per loro sicuramente sono partiti, ci sarà la vittoria. Intanto è giunta, come vi dicevamo, l'ufficialità della gara 84, il K1 200 metri junior maschile. Primo classificato Zanuta Federico della Canoa San Giorgio, secondo classificato Vittor Matteo della Canottieri Timavo, come vi avevamo anticipato, terzo classificato Mattiello Samuele, compagno di Vittor Marco della Canottieri Timavo. Bravi ragazzi e bravi anche a questi due giovanotti, che giovanotti più non sono, e che stanno affrontando la loro gara, il Master K2 di maschile. 10 metri all'arrivo per loro, bravissimi ragazzi. Un applauso a questi atleti dove l'anagrafe, se non mente, non sono proprio giovanissimi, quindi bravi, 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 bravi. E adesso alle 14:48 abbiamo la gara numero 87. I ragazzi maschili del K2 si affronteranno per percorrere questi 200 metri che li renderanno campioni regionali.
e le 7 compagini che si affronteranno sono l'SKC Monfalcone negli atleti di Fursov, Dimitro e Fattori Marco in corsia 2. In corsia 3 della canottiera Usonia abbiamo Marocco Giovanni e Fabian Gabriele. Per la Nazario Sauro, De Ponte Richard e Urpis Luca. Canottieri Timavo, quinta corsia e sesta corsia con rispettivamente Appeso Alex e Leghis Alessandro in quinta e Cadenar Christian e Pizzin Andrea in sesta. Nazario Sauro presenta Verde Gianluca e Zucca Giacomo in settima corsia e in ottava dall'SKC Monfalcone Gallo Samuele e Visentin Marek per la gara numero 87 delle 14:48. Nel mentre ringraziamo tutti i ragazzi di campo per l'assistenza e tutto il personale che sta facendo il possibile per renderci questa giornata al massimo della spensieratezza e del divertimento. Si stanno allineando i ragazzi maschili del K2 per questo campionato regionale che porterà sicuramente una delle 7 compagini in gara a vincere il titolo regionale. Intanto bravi ragazzi qua. Partiti, intanto sono rientrati Scrazzolo Mauro e Medeot Federico ricoperti da applausi. È partito il K2 dei ragazzi maschili. Molto veloce anche questa gara, siamo già a metà e ci sembra di scorgere l'imbarcazione del Nazario Sauro con Verde Zucca di qualche metro in vantaggio rispetto agli avversari, ma sono rinvenuti la compagine della canottiera Nazario Sauro in terza corsia ed è stato un arrivo al photo finish anche questo. Aspettiamo anche in questo caso qua il verdetto della giuria. Passiamo ora alla premiazione della gara 82 C1 200 metri senior maschile. Terzo classificato per il canoa San Giorgio, Ghenna Federico. Secondo classificato sempre per il canoa San Giorgio, Delfi Stefano. E primo classificato per il canoa San Giorgio, campione regionale, Marco Stefano. Bravi ragazzi! Ed intanto stanno per partire con la gara numero 48, il K1 ragazzi. (88) cosa ho detto? 48. Ah no, 88, qui mi correggono ma la vecchiaia mi fa dire cose che... Quindi gara 88 K1 ragazzi femminili, campionato regionale, sono partiti, se la stanno giocando dalla corsia 1 alla corsia 10. Bella Manche, Stradella Chiara, Vittore, Giorgia, Federica, Benati,
Biondin Alice, Strucali Carlotta, Antonioli Emi, Cutazzo Maria, Marta, Malusat Nicole, Bonivento Laura, Greco Giorgia. Gara molto combattuta per le prime posizioni. Vediamo 4 canoe che si stanno giocando la prima posizione, però in corsia 5 con uno spunto negli ultimi 30 metri ha avuto la meglio in questa gara la nostra atleta di casa, la Carlotta. Bravissima Carlotta, ti sei guadagnata una preziosissima medaglia dal metallo più significativo che è l'oro. Passiamo ora alla premiazione della gara 85, 500 metri junior maschile. Podio arancio. Secondi classificati per il canoa San Giorgio, Alloggio Lorenzo e Mauro Cristian. E primi classificati e quindi campioni regionali per il canoa San Giorgio, Cristina Simone, Gianchetta Alessio. Bravi ragazzi! Ecco qua la Carlotta, bravissima Carlotta. La vittoria nel round più numeroso con 10 atlete sul campo gara. Adesso sta per partire la gara 89, il K2, la juniores mista con 5 squadre sulla linea di partenza. Per la canottiera team Ava abbiamo la Minen Mattias con la Pizzin Elena, la canottiera Osonia in corsia 4 presenta Asia Frausin e Davide Clama, corsia 5 canottiere Timavo, Rossetti Giada, Ferligoi Luca, Nazario Sauro. In corsia 6 intanto sono partiti Panarella Silvia e Bonetti Riccardo. Il gruppo canoe Polesine Rovigo in corsia 7 con Albertin Nicola e Padoan Veronica. Metagara, gara combattuta al centro del campo di gara. Corsia 4, corsia 5 si stanno giocando la vittoria con un appassionante arrivo. Arrivo che se fosse per me onestamente lo darei a pari merito, perché veramente è stato un arrivo mozzafiato e su queste distanze, con queste competizioni, il centimetro conta poco, quindi per me bravissime le due compagini della canottiera Usonia con Frausin Asia e Clama Davide e Giada e Luca della canottiera Timavo, che si sono giocati la vittoria di questo campionato regionale fino all'ultimo metro. Passiamo ora alla premiazione della gara 81, K4 200 metri senior maschile. Ecco ragazzi, seguite la malletta. Anche la seconda la premo qui senza maglia. Secondi classificati per il circolo marina mercantile Nazario Sauro, Antonioli Teo, Corcoler Gabriele, Verde Daniele e Pieri Alex. Primi classificati per i colori del canoa San Giorgio e quindi campioni regionali, Franco Davide, Risolvo Simone, Gianluca Nicola e Rossi Giacomo. Bravi ragazzi!
sulla tartaruga? Per la felicità delle donne da 15 a 90 anni, da 18 a 90 anni. È un bellissimo vedere, detto anche da un uomo, perché fisici così non è che si trovano tutti i giorni. Non è che si trovano tutti i giorni per la strada. Anche se noi restiamo del motto uomo de panza, uomo de sostanza. Facciamo vedere il fatto di questo, no? Per la gara 90 ci vediamo tra 10 minuti, che siamo già nella prima mini pausa che compensa eventuali ritardi. Durante la gara ci sono dei momenti di pausa dovuti al fatto che se qualche gara comincia in ritardo viene recuperata nel momento della pausa. Anche perché poi in questo momento qua esattamente si passerà ai 2000 metri. In Friuli Venezia Giulia, il miglior servizio di assistenza tecnica alle macchine e agli strumenti per uffici è garantito da Satmu. Satmu, presente nella propria sede di Viale Duodo a Udine, è a tua disposizione per darti le migliori soluzioni informatiche e il supporto tecnico per avanzati sistemi di stampa multifunzione, accessori per ufficio e fornitura di ricambi, registratori di cassa, aiuto a 360 gradi dall'assistenza sui software allo smaltimento dei toner e cartucce, oltre a una ampia gamma di strumenti in vendita e a noleggio per far funzionare al meglio la tua attività. Satmu è a Udine, in Viale Duodo. Telefono 0432 5307 95.
Zanutta. Il nostro mondo è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Scopri di più su zanuttaspa.it.
intanto ci siamo presi una pausa un attimino più lunga del dovuto. Quelle che sono partite sono la gara numero 90 delle cadette B femminili K2 2000 metri. Siamo passati alle misure lunghe, alle gare lunghe, e in gara la canoa numero 11 con Zucca Sofia e Biloslavo Anna del circolo Marina Mercantile Nazero Sauro, e la numero 13 Canottieri Timavo che schiera la Emma Jacumin e la Petea Negreta, partite per questi 2000 metri. Sono partite anche le ragazze del K1 cadette B femminile, gara 91. Per chi sta seguendo le gare riesce a leggere il numero sull'imbarcazione. Abbiamo col numero 16 Pagani Angela Sofia del circolo Nazario Sauro, Savella Marta col 17 sempre del circolo Nazario Sauro, col 18 della canottiera Usonia abbiamo la Gratton Herring, e per il circolo Marina Mercantile Nazario Sauro col numero 19 sta gareggiando la Marcotto Andrea Adriana. Giovanissime le atlete, le ragazze del K2 stanno quasi per arrivare al giro di boa dei 1000 metri, mentre le ragazze del K1 hanno appena superato la quota dei 200 metri, quindi 1/10 di gara se la matematica non ci inganna. Intanto è partita anche la gara del K4 2000 metri allievi B maschili con 4 imbarcazioni. Numero 22 il circolo Marina Mercantile con Borelli Edi, Lipizzer Giovanni, De Ponte Leonard, Retti Federico. Col numero 23 la Canoa San Giorgio con che la chiamano. Classificati e quindi campioni regionali per la canottiera Usonia, bravi ragazzi. Intanto si stanno
sì, è vero. È un casino qua. Ma partono forti. Sono 2000 metri, non è che sono tante partenze, però devi fermarti. E non sentono sempre. È partita la gara numero 93, il K2, 2000 metri, allievi B, maschile. Intanto per la gara 90, il K2, la prima gara partita, stanno arrivando un'imbarcazione delle cadette B femminile. Siamo ora alla premiazione della gara 84, finale K1 200 metri junior maschile. Terzo classificato per la canottiera in Timavo Mattiello Samuele. Secondo classificato Eleonora Matteo sempre della canottiera in Timavo. Il primo classificato è quindi campione regionale per la canoa 6 giorni Federico. Bravi ragazzi. Ai 200 metri all'arrivo la gara del K2 cadette femminili e in partenza la gara 94 del K1 allievi B maschili serie 1. A che ora devi andare via tu? Adesso lascio il testimone. Sì. Sai cosa? Una legge. Il secondo devo essere miliardario. Primo arrivo dei 2000 con l'imbarcazione della Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro in prima posizione, che sta per tagliare il traguardo e dà la meglio sulla compagine della Canottieri Timavo, che sta arrivando ora al traguardo. E tagliano il traguardo per la conclusione di questa prima gara sulle lunghe distanze, che vede vincitrici la coppia del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro. Dicevamo il K2, la primo arrivo, Nazario Sauro ha avuto la meglio sulla Canottieri Timavo ed è partita anche adesso la gara numero 94, il K1 2000 metri allievi B. Ed ora per l'ultima ora, siccome sono sicuro che siete stufi di sentire la mia voce, vi lascio al commento della mia collega Simona. Io vi ringrazio e vi auguro un buon divertimento ancora. Grazie Nicola. Francesco, ci vediamo spesso. Sono qua, sai se mi sa. Vediamo in arrivo la prima concorrente della gara 91 al K1 cadette B femminile. Se non ci sbagliamo, dovrebbe essere Grattone Eric della Canottieri Eusonia, che ha dato a grosso margine di vantaggio sulle altre concorrenti. Ed è proprio lei in arrivo.
Forza Erin, gli ultimi metri. Ed è proprio Grattone Erin con il numero 18 a tagliare per primo il traguardo della gara 91 K1 cadette B femminile. Dopo l'arrivo di Erin passiamo alla gara 29, premiazione del K2 200 metri junior maschile. Ed è Marcotto Andrea Adriana del Circolo Nazario Sauro ad arrivare a seconda, seguita dal numero 16 Pagani Angela Sofia, sempre del Circolo Nazario Sauro. Terzi classificati per il circolo Marina Mercantile Natalio Sauro, Cugna Enrico Maria e Molivetto Marco. Secondi classificati per la canottiera Ausonia, Marocco Giovanni e Clama Dante. Vai ragazzi! E i primi classificati e quindi campioni regionali per la canottiera Italia, Mattiano Soleri. Nel frattempo è in arrivo gara 92 K4 2000 metri allievi B maschile, il numero 23 che taglia il traguardo, Liva Giacomo, Salvadori Giulio, Targato Jacopo e Burkowski Maxim del Canoa San Giorgio. A seguire il numero 25, l'altro equipaggio del Canoa San Giorgio, Sut Emanuele, Groppo Mattias, Bertossi Tommaso e Colavin Mattia, che tagliano ora il traguardo. Segue il 22, l'equipaggio del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, Borelli Edi, Lipizzer Giovanni, De Ponte Leonard e Retti Federico. No, era già la 95. Ed ecco in arrivo l'equipaggio del gruppo Canopo Lesino Rovigo con Altieri Elia, Bolonini Giulio, Mancini Nicola e Trambaiolo Diego. Bravi ragazzi, siete agli ultimi metri. Bravissimi, anche questa gara è completata. E adesso in arrivo gara 93 K2 2000 metri allievi B maschile. In arrivo l'equipaggio del Canoa San Giorgio di Mauro Lorenzo e Michelan Nicola. Forza ragazzi, siamo agli ultimi metri per la medaglia d'oro. E con il numero 33 tagliano il traguardo per la medaglia d'oro e il titolo di campioni regionali Mauro Lorenzo e Michelan Nicola, Canoa San Giorgio. A seguire per la medaglia d'argento l'equipaggio Bonetti Gabriele e Tirelli Leonardo del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro. E per la medaglia di bronzo Fucili Samir e Clemente Angelo Antonio della Canottieri Ausonia. Bella gara ragazzi. Ed ecco agli ultimi metri anche per l'equipaggio 32 Savella Matteo e Pelegata Tommaso Maria del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro.
E in arrivo gli ultimi 3 equipaggi incitati dal pubblico. Forza ragazzi, siamo agli ultimi 100 metri o poco meno. Equipaggio 29, Bearzot Nicolas Alfredo e Piemonte Noel della Canottieri Timavo. Bravissimi ragazzi. E vediamo adesso arrivare al traguardo. L'equipaggio 34, Baracco Filippo e Zennaro Samuele del gruppo Canoa Polesine Rovigo, che tagliano proprio ora il traguardo. Ed eccoci ragazzi agli ultimi sforzi di questi 2000 metri. L'equipaggio 28, Antonas Gianluca e Pelegatta Filippo Maria del Circolo, Marina Mercantile e Nazario Sauro, anche loro concludono la loro gara. E adesso attendiamo gli arrivi della gara 94. Gara 94, K1, 2000 metri, allievi B maschile. In gara Delpin Gabriele del Canoa San Giorgio, Gioioso Antonio, il Tel Fabio, sempre del Canoa San Giorgio, Bressan Matteo del gruppo Canoa Polesine Rovigo, Pavan Nicolas, Sguazzin Samuele, Merlini Alessandro, Dri Alessandro e Biondi Riccardo Alberto del Canoa San Giorgio e Riganelli Mattia dell'SKC Monfalcone. Li vediamo ancora un po' distanti, ma oramai si stanno definendo gli arrivi. Eccoci ormai arrivati ai 200 metri per il primo i concorrenti. Se non vediamo male, dovrebbe essere Merlini Alessandro, il primo in arrivo, l'equipaggio numero 43, la barca numero 43 del Canoa San Giorgio. E per le medaglie d'argento e di bronzo per il secondo e terzo posto se la stanno proprio giocando oramai. Gioioso Antonio con il numero 38.
Sguazzin Samuele con il numero 42. Forza ragazzi, bravissimo, bravissimo Alessandro che ha tagliato il traguardo. E ora per la medaglia d'argento taglia il traguardo Sguazzin Samuele, seguito da Gioiosa Antonio, Canoa San Giorgio. Taglia ora il traguardo Biondi Riccardo e Delpin Gabriele, sempre Canoa San Giorgio. Dri Alessandro. Nella gara di K4 l'IVA è partito alla linea. Quello dicono i giudici. In arrivo gara 95. Vediamo Bottin Yuri della Canottieri Ausonia. Sei. Gli passano sopra come al cigno. No. Ne abbiamo tre, invece fatto Sguazzini e Taverna. Passiamo ora alla presentazione della gara 92 K4 2000 metri allievi maschile. Terzi classificati per il circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, Morelli Edi, Lipiter Giovanni, De Ponte Leonard e Retti Federico.
Secondi classificati per il canoa San Giorgio, Sutto Emanuele, Gran Mattia, Sbertossi Tommaso e con la Big Mattia. E primi classificati sempre per il canoa San Giorgio, Liva Giacomo, Salvatore Giulio, Targato Jacopo e Burkowski Maxim. Bravi a tutti, complimenti ragazzi. Nel frattempo erano arrivati gli atleti della gara 95, K1 2000 metri allievi B maschile. Arrivato primo Bottin Yuri, canottieri Ausonia. Secondo Colpo Daniele, canoa San Giorgio. E terzo per la medaglia di bronzo Masolini Matteo, canoa San Giorgio. Passiamo ora alla premiazione della gara 90 K2 2000 metri cadette B femminile. Per la canottieri Timavo, seconda classificate Jacobi Emma e Beteani Greta. E prime classificate quindi campionesse regionali per il circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, Luca Sofia e Miloslavo Anna. Brave ragazze, complimenti. Ed è partita anche la gara 97, K1 2000 metri cadetti B maschile. In gara Mancuso Pietro, Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, Boscarol Marco, Zulini Marco, Canottieri Timavo, Pelegatta Riccardo Maria, Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, Farausin Allen, Canottieri Ausonia, Panizzolo Diego, Vesca Francesco, Marmai Gianluca, Canoa San Giorgio, Zugna Carlo Maria, Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, Comar Alessandro, Canottieri Ausonia e Mabea Marco, Gruppo Canoa Polesine Rovigo. Passiamo ora alla premiazione della gara 91 K1 2000 metri cadette B femminile. Terza classificata per il Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, Pagani Angela Sofia. Seconda classificata sempre per i colori del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, Marcotto Andrea Adriana. E prima classificata per la canottieri Ausonia, Gratton Mary. Complimenti ragazzi. Uno. No, arriva. In partenza, gara 98,
K4 cadetti A maschile. E sono partiti il K4 2000 metri cadetti cadetti A maschile. Nel frattempo, vediamo, sono in arrivo, gara 96, K2, 2000 metri cadetti B maschile. Vediamo che ci sono due equipaggi che se la stanno contendendo. Entrambi del circolo marino mercantile. In questo momento sembra siano avanti Zunia e Stantic, seguiti da Antonaz e Zucca. Vediamo se fino in fondo viene confermato. E taglia ora il traguardo l'equipaggio 61, composto da Zunia, Giulio Maria e Stantic, Cristian Alberto, che vincono la medaglia d'oro e il titolo di campioni regionali. È sempre per il CMM, è argento per Antonaz Emanuele e Zucca Nicola. Vediamo invece ora che taglia il traguardo l'equipaggio del Canoa San Giorgio, Rossi Elia e Struccoli Rodolfo. Bravissimi ragazzi! È in arrivo l'altro equipaggio del Canoa San Giorgio. Procediamo ora alla premiazione della gara 25, K4 200 metri, ragazzi mista, valevole per il titolo di campioni regionali. Secondi classificati per l'SK Cimon Falcone, Sturni Luca, Pala Martina, Bosco Alta e Disintin Mare. I primi classificati e quindi si aggiudicano il titolo di campioni regionali per il Canoa San Giorgio, Danuta Federico, Biondini Alice, Struccoli Carlotta e Cavaliere Alessio. Bravi ragazzi! Nel frattempo ha tagliato il traguardo anche l'altro equipaggio del Canoa San Giorgio, Sguazzin Sebastiano e Taverna Leonardo. Passiamo ora alla premiazione della gara 94, K1 420 2000 metri allievi maschile, prima serie. Interamente con i colori del Canoa San Giorgio. Terzo classificato, Gioiosa Antonio. Bravo! Secondo classificato, Joaquin Samuele. Bravo! E primo classificato, Merlini Alessandro. Bravi i nostri ragazzi, complimenti. E vediamo in arrivo gli atleti della gara 97 dei cadetti B maschile del K1.
Siamo agli ultimi 200 metri e oramai si stanno definendo gli arrivi. Procediamo ora alla premiazione della gara 93 valevole per il titolo di campione regionale. K2 metri allievi team maschile. Aspettiamo un momentino l'arrivo di questa gara, un attimo, scusate. E vediamo con il numero 65 Mancuso Pietro del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro tagliare il traguardo per primo e aggiudicarsi la medaglia d'oro. A seguire il numero 66 Boscarol Marco della Canottieri Timavo e per la medaglia di bronzo il numero 69 Frausin Allen. Terzi classificati, scusate, aspettavamo l'arrivo della gara precedente. Per la Canottieri Eusonia, Fucili Samire, Clemente Angelo Antonio. Secondi classificati per il Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, Monetti Gabriele, Tirelli Leonardo. E primi classificati e quindi campioni regionali per il Canoa San Giorgio, Mauro Lorenzo e Nicola. Bravi ragazzi! Ed è partita la gara 99 K2 2000 metri cadetti a maschile. In gara Moratto Francesco e Marrone Giovanni Alberto del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, Harf Leo e Pieri Thomas del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, Mazzarole Elia e Fabro Francesco della Canottieri Timavo, Andreos Fabio e Busetto Luca Canottieri Timavo. E chiudono Zarcone Alessandro e Sandri Francesco dell'SKC Monfalcone. Procediamo ora alla premiazione della gara 95, seguite pure la valletta K1 420 2000 metri di FP maschile, seconda serie. Terzo classificato per i colori del Canoa San Giorgio, Matteo Gasolini. Secondo classificato, sempre per i colori di casa, Colpo Daniele. E primo classificato per la Canottieri Eusonia, Bottigliuri, bravi dritti. Ed ecco in arrivo gara 98 il K4 2000 metri cadetti a maschile. Vediamo in testa l'equipaggio
L'equipaggio con il numero 78, Vicenzina Andrea, Moro Martino, Roson Antonio e Andreussa Patrick del Canoa San Giorgio, che proprio ora tagliano il traguardo. A seguire l'equipaggio composto da Spadaro Paolo, Pelos Edoardo, Di Giesi Brian e Risi Matteo, Canoa San Giorgio, che si aggiudicano le medaglie d'argento. Nel frattempo sono partiti gara 100 K1 2000 metri cadetti A maschile, Groppi Flavio per il Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, Sensidoni Alessandro, Canoa San Giorgio, Ferlino Luigi, Canottieri Ausonia e Meladossi Cristian, Canottieri Timavo. Ok. Riprendono alle 16 poi, no? Ok. È partita la gara 102 K1 cadetti A femminile con Pozzetto Alessia in gara per la Canottieri Ausonia. Rudi ed Elia, siete traditi in premiazione
Iniziamo a vedere della gara 99 del K2 cadetti A maschile. Sono in prossimità dei 250 metri. E vediamo l'imbarcazione di Sandri Francesco e Zarcone Alessandro dell'SKC Monfalcone che se la sta giocando per il primo posto. E se la giocano con Andreos Fabio e Busetto Luca della Canottieri Timavo. Vediamo chi la spunterà dei due equipaggi. Forza ragazzi! E sembra sul finale che ne abbiano di più. L'equipaggio 85 di Andreos Fabio e Busetto Luca della Canottieri Timavo che la spuntano e vincono la medaglia d'oro, nonché titolo di campioni regionali. A seguire, premiati con la medaglia d'argento, Zarcone Alessandro e Sandri Francesco dell'SKC Monfalcone e medaglia di bronzo per Moratto Francesco e Marrone Giovanni Alberto del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro. Sbagliato? Scusate, abbiamo sbagliato, ho sbagliato l'arrivo. Era l'83. Harf Leo e Pieri Thomas del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro ad arrivare terzo per la medaglia di bronzo. La vista oramai lascia desiderare. Voi siete? Adesso parte la 101. Invertite. Classificati per il Canoa San Giorgio, Rossi Elia e Strucchelli Rodolfo. Secondi classificati per il Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, Antonazzo Emanuele e Zucca Nicola. E primi classificati sempre per il Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro e quindi si aggiudicano il titolo di campioni regionali Giulia Giulio Maria e Stantic Cristian Alberto. Bravi ragazzi, complimenti. Nel frattempo è partita la gara 101 K2 2000 metri cadetti A femminile con in campo con il numero 95 Crivici Sofia e Greco Francesca della Canottieri Timavo e con il numero 96 Varvaglione Miriam e Pevere Giulia del Canoa San Giorgio. Ed è in arrivo per la gara 100 del K1 cadetti A maschile Meladossi Christian della Canottieri Timavo che ha ampio vantaggio sul secondo. Siamo agli ultimi 50 metri per Christian. E proprio ora si appresta a tagliare il traguardo e a vincere la medaglia d'oro Meladossi Christian, Canottieri Timavo. A seguire per la medaglia d'argento Ferlino Luigi, Canottieri Ausonia.
Ed è ormai agli ultimi 50 metri. Sensidoni Alessandro del Canoa San Giorgio. Che proprio ora taglia il traguardo. Bravo Ale, anche tu. E procediamo ora alla premiazione della gara 98 K4 2000 metri cadetti maschile. Podio sempre Arazzo. Secondi classificati per il Canoa San Giorgio, Spadare Paolo, Peles Boar, Jesse Brian José e Risi Matteo. I primi classificati sempre per i colori di casa, Vicenzina Andrea, Moro Martino, Rosso Antonio, San Patrick, bravi i nostri ragazzi. E nel frattempo ha tagliato il traguardo anche Groppi Flavio del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro e ha concluso la sua gara. Bravo Flavio. Ed è partita la gara 103 K4, no, scusate, 104 K2 allievi B femminile con equipaggi con numero 106 D'Aquino Martina e Micheli Margot dell'SKC Monfalcone, numero 107 Stani Giulia e Bidoia Sofia del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, 108 Scarantino Giada e Scrazzolo Letizia Canoa San Giorgio, 109 Miglino Ilenia e Devino Marisol Carol dell'SKC Monfalcone e 110 Gallizia Jennifer e Sgubì Macri Canottieri Ausonia. Ed ecco vediamo agli ultimi 500 metri arrivare l'equipaggio della Canottieri Chimavo per la gara 101 cadette A femminile.
Ed eccoci agli ultimi 200 metri per Crivici Sofia e Greco Francesca della Canottieri Timavo. Che stanno per concludere la loro gara. Ed eccole. Ed eccola a tagliare il traguardo. Crivici Sofia e Greco Francesca, che stanno per vincere la loro medaglia d'oro e il titolo di campionesse regionali nel K2 2000 metri cadetti A femminile. Brave ragazze, avete concluso degnamente la vostra gara. Super! Ed è partita la gara 103, K4, 2000 metri allievi B femminile, che vede in campo 2 equipaggi del Canoa San Giorgio. 102, Taverna Turisan Margherita, Franceschinis Dalila, Zanier Tamara e Romignani Asia. Con il numero 103, Cecchini Gioia, Di Pascoli Costanza, Capone Noel e Furlan Emma, sempre Canoa San Giorgio. E nello stesso momento in cui Barbaglione Miriam e Pevere Giulia concludono la loro gara per il K2 2000 metri cadetti A femminile, è partita la gara 105 del K1 allievi B femminile, che vede in campo gara Caterina Irene della Canottieri Timavo, Reverdito Vittoria, Sgubbin Marco, Canottieri Ausonia, Citossi Elison, Lunghi Daisy, Serra Maria della Canoa San Giorgio, Albertina Emma del gruppo Canoa Polesine Rovigo e Turrin Sofian dell'SKC Monfalcone. Ed ecco invece in arrivo per la gara 102 Pozzetto Alessia della Canottieri Ausonia, che vince la sua gara per i cadetti A femminile e proprio ora taglia il traguardo e vince la sua medaglia d'oro. Brava Alessia!
E in arrivo la gara 104, K2, allievi B femminile, vediamo, in prima posizione. Si stanno giocando per la prima posizione le due compagini dell'SKC Monfalcone, ma anche l'equipaggio del Canoa San Giorgio sta rimontando. Adesso vedremo chi ne ha di più alla fine, perché 2000 metri per questi giovani atleti non sono pochi. E con il 109 taglia al traguardo per la medaglia di bronzo, nonché titolo di campionesse regionali, l'equipaggio 109 di Millino Ilenia e di Vivo Marisol Carol dell'SKC Monfalcone, seguito dall'equipaggio 106 d'Aquino Martina e Micheli Margot, sempre dell'SKC Monfalcone, e per la medaglia di bronzo l'equipaggio di casa Scarantino Giada e Scrazzolo Letizia, Canoa San Giorgio. Passiamo ora alla premiazione della gara 99, K2 2000 metri cadetti a maschile. Valevole per il titolo di campione regionale. Terzi classificati per il circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, Arsileo e Michele Thomas. Secondi classificati per l'SKC Monfalcone, Darcone Alessandro e Santi Francesco. E primi classificati e quindi campioni regionali per la canottieri di Mavo, Andrea Fabio e Filippo Luca. Bravi ragazzi! Sentitoni Alessandro del Canoa San Giorgio, vieni in premiazione, grazie. E sono partite le ultime gare. Era partita prima di queste la gara 106 C2, cadetti B maschile, con i due equipaggi del Canoa San Giorgio, con il numero 123 del Negro Gabriele Pecoraro Francesco e 124 Bernardi David e Cazzola Gabriele. E adesso abbiamo due gare accorpate. La gara 107 e 108, entrambe per i C1, dove vediamo però come allievi B maschile Gentilini Eric e Candotti Gabriele, mentre per la gara dei cadetti B femminile Ietri Alessandra. Procediamo ora alla premiazione della gara 100, seguite pure la valletta K1 2000 metri cadetti a maschile. Terzo classificato per il Canoa San Giorgio, Sensitoni Alessandro. Secondo classificato per la canottieri Ausonia, Ferlino Luigi. E primo classificato per la canottieri Pimavo, Melanossi Cristian. Bravi ragazzi! Vediamo ora ormai in prossimità dei 200 metri, degli ultimi 200 metri, gli equipaggi del K4 della gara 103, allievi B femminile.
In testa, in questo momento vediamo l'equipaggio composto da Taverna Turisan Margherita, Franceschini Dalila, Zanier Tamara e Rumignani Asia. Vediamo se riusciranno fino in fondo a mantenere questa loro posizione, anche se il vantaggio dovrebbe concederglielo. Brave ragazze, andate a concludere la vostra gara che vi consentirà di ricevere la vostra medaglia d'oro, il primo posto. Brave. E vediamo arrivare Cecchini Gioia, Di Pascoli Costanza, Capone Noele e Furlan Emma. Forza ragazze, sono gli ultimi metri. Ormai poco vi separa dall'arrivo della vostra medaglia d'argento. Forza! Gli ultimi sforzi. E siete arrivate. Bravissime, bella gara ragazze. Proseguiamo ora la premiazione della gara 101, 82.000 metri categoria femminile. Bene. Seconde classificate per i colori del Canoa San Giorgio, Marmaglione, Miriame, Federe e Giulia. Prime classificate quindi campionesse regionali per la canottieri Chimago, Brindisi Sofia e Grigogna Agnesca. Brave a queste ragazze. In arrivo gara 105, K1, allievi B femminile. Si stanno definendo le posizioni dell'arrivo. Le prime ormai hanno raggiunto i 200 metri, gli ultimi 200 metri. Ed è un testa a testa per la medaglia d'oro. Bellissimo finale di gara. Chissà chi la potrà spuntare. E attendiamo l'esito dei giudici di gara. Di prima era il 119. 119, poi la 113, la 115. Quindi gli arrivi. Gli arrivi
Medaglia d'oro per il primo posto per aver tagliato per prima il traguardo. Brava Emma Albertin del gruppo Canoa Polesine Rovigo. Secondo posto per il 113 Caterina Irene, Canottieri Timavo. E terza Sgubin Margot, Canottieri Ausonia. Nel frattempo stanno arrivando anche nella gara 106 il C2, i nostri canadesi cadetti B, Bernardi David e Cazzola Gabriele del Canoa San Giorgio, che tagliano in questo momento il traguardo per la loro medaglia d'oro e titolo di campioni regionali. Ciao ragazzi. Ciao. È stato un piacere. Anche per me. Ciao. Arrivo dai canadesi da fondo. Io due cose. Passiamo ora alla premiazione della gara 102, K1 2000 metri, cadette A femminile. Prego Alessia, segui la malletta. Prima classificata per la Canottieri Ausonia, Pozzetto, Alessia. Complimenti Alessia. E stanno concludendo ora la loro gara. Del Negro Gabriele e Pecoraro Francesco del Canoa San Giorgio, che tagliano proprio ora il traguardo. Bravi ragazzi. E mentre attendiamo l'arrivo delle ultime due gare, le ultime premiazioni, le ultime gare che chiuderanno questa lunghissima giornata, che va a chiudere la stagione agonistica di canoa qui al campo di San Giorgio di Nogaro, permettetemi di fare una serie di ringraziamenti a Francesco Tonizzo per le immagini. Grazie Francesco. A Nicola Pellizzari, che ci ha lasciato momentaneamente, che assieme a Simona Corso ha gestito tutta la telecronaca. Alla Croce Verde, al dottor Milan, a tutto il direttivo di Canoa San Giorgio, ma soprattutto a tutti i genitori, agli zii, i nonni, i nostri soci, le colonne portanti del Canoa San Giorgio. Grazie per aver permesso ai nostri ragazzi di gareggiare in serenità e in sicurezza. Senza di voi nulla sarebbe stato possibile. Grazie a tutti e un grande in bocca al lupo alla nostra squadra agonistica e alla squadra agonistica di tutta la regione per i campionati italiani di Milano, e un grande in bocca al lupo ai nostri under 14 per le gare nazionali di Caldonazzo. A presto a tutti. Gabriele. Sì. Ed ecco i nostri ultimi 3 atleti in arrivo a concludere queste gare. Forza Cando! Forza, sono gli ultimi 50 metri.
Ed ecco, tagliare il traguardo, Candotti Gabriele, 2000 metri a conclusione di una super giornata. Bravo Gabri. Passiamo ora alla premiazione della gara 104 K2, 122.000 metri allievi B femminile. Queste classificate per il Canà San Giorgio, Scarantino Giada e Strazzulo Letizia. Seconde classificate per la società Canottieri, Monfalcone, Aquino Martina e Micheli Margot. Le prime classificate SKC Monfalcone e quindi campionesse regionali Mino Ilenia e Vivo Maritol Carol. Brave ragazze! Ed eccoci con i nostri due ultimi atleti. Forza ragazzi, si tratta degli ultimi centinaia di metri a conclusione della vostra gara. Forza Ale, forza Eric. Barca blu. Andrà dentro il campo, no? Guarda, dopo quello che ha fatto può anche uscire lo squalifica. Ha buttato in acqua a mano. Forza Ale, gli ultimi metri. Ed ecco con il numero 130 Ietri Alessandra a tagliare il traguardo della sua gara, seguita dal 127 Gentilin Eric. E con questi ultimi due atleti la gara di oggi si conclude. Grazie a tutti. Non era la mia. Sì. E io ne avevo due, uno di stamattina. Vabbè. Penso di no. Se erano due. Ma sì, erano. Muoro. Per la Canottieri Ausonia, terza classificata, Big Margot. Grazie, Sima. Per la Canottieri Timavo, seconda classificata, Catarini Irene. E prima classificata per il gruppo Canoi Polesi dello Emma. Brave ragazze! Qualcosa ti troviamo. Diciamo che Procediamo ora con la premiazione della gara 103 K4 2000 metri allievi Poi che resta delusa. no, ma infatti no. Voglio Non mi sono neanche posto il sottolineare. problema,
seconde classificate Cecchini Gioia di Pascoli Costanza, Capone Noele, Fulan Emma. Prime classificate Taverna Turisan Margherita, Franceschini Stalina, Daniel Camara e Rumigliani Asia. Brave le nostre bimbe! Questa di chi è? Non è tua, buttiamola. Procediamo ora alla premiazione della gara 106, C2, cadetti B maschile, valevole per il titolo di campioni regionali. Secondi classificati per i colori di casa del Negro Gabriele, Pecoraro Francesco. Le primi classificati e quindi campioni regionali sempre per i colori del Canò San Giorgio, Bernardi Davide e Mattola Gabriele. Bravi i nostri ragazzi! Procediamo ora alla premiazione della gara 108 C1 2000 metri cadette B femminile. Si aggiudica la gara prima classificata per il canoa San Giorgio, Ietri Alessandra. Brava Ale!